Eccoci a una nuova puntata di agricoltura, siamo all'Hotel San Francesco a Rende e oggi parleremo dei sapori autunnali che riempiono le nostre tavole. Autunno è una stagione magica, è anche una stagione dove è più semplice cucinare essendo passata la stagione calda dell'estate. Quindi le nostre tavole si riempiono di funghi, di castagne, di frutti di bosco, tutte pietanze che ci rendono anche un po' questa pandemia, questa quarantena un po' meno difficile. Con noi oggi lo chef Alessandro dell'Hotel San Francesco insieme alla nutrizionista Silvia Magarò, dove presenteranno alcuni piatti. Eccoci nella cucina con lo chef Alessandro e al mio fianco la nutrizionista Silvia Magarò, dove presenteranno questi piatti autunnali da replicare a casa. Allora, buonasera. Allora, siamo qui nelle nostre cucine per parlare stasera di alcuni piatti che prepareremo della nostra cucina mediterranea, fatti esclusivamente con nostri prodotti del territorio, con il nostro olio calabrese, che è uno dei nostri prodotti di eccellenza che oggi abbiamo sul nostro territorio. Lo affiancheremo proprio a dei prodotti tipici, locali, a chilometro zero. Quindi abbiamo pensato di proporre tre piatti. Faremo un primo piatto con della pasta integrale, useremo il broccolo nero e faremo una cottura leggera con dell'olio extravergine, del buon peperoncino calabrese e dell'aglio. Dopo successivamente faremo un altro piatto con il nostro riso della piana di Sibari, molto conosciuto. Lo proponiamo con dei cannellini, del rosmarino e della cipolla rossa. Abbiamo messo a bollire i broccoli, messo la pasta in cottura. Adesso andiamo a mettere l'olio di oliva extravergine in padella. Facciamo arrivare un po' a temperatura. Mettiamo l'aglio e il peperoncino. Aspettiamo che va a temperatura. E subito dopo andiamo a disporre nell'olio, l'aglio e il peperoncino i broccoli. La nostra pasta è quasi pronta. Ecco che possiamo aggiungere i broccoli. Ecco qua. Aggiungiamo un po' di sale, un pizzico di pepe. E aggiungiamo la nostra pasta. Facciamo spadellare. Bene, ci siamo, possiamo procedere con l'impiattamento. Ecco che ci siamo, possiamo impiattare. Adesso la dottoressa ci parlerà. Sì, abbiamo deciso di portare questo ortaggio di stagione misto con della pasta integrale. Il broccolo nero appartiene alla varietà delle crucifere insieme al cavolo e al cavolfiore. È ricco di principi attivi che sono una vera bomba di benefici per il nostro organismo. È ricco di vitamina A, di vitamina C, di vitamina E, ma anche di vitamina K, che come sappiamo svolge un ruolo fondamentale nei processi di coagulazione del sangue.
Il broccolo nero è anche ricco di sali minerali, quali il magnesio, lo zinco, il rame e il potassio. È proprio caratteristico della stagionalità autunnale e invernale, quindi nella stagione in cui ci troviamo, e anche per questo abbiamo appunto deciso di portare questo ortaggio, e abbiamo deciso di saltarlo in padella con del peperoncino e con dell'aglio. Il peperoncino, che è una spezia molto utilizzata, diciamo, sulle nostre tavole, anch'essa ha delle proprietà benefiche eccellenti. Certo, È tra gli alimenti, un ottimo è un antinfiammatorio. ottimo antinfiammatorio, ma anche un ottimo immunizzante del sistema immunitario, perché il peperoncino contiene circa 228 mg di vitamina C e quindi stimola in positivo ovviamente il sistema immunitario. Ma non solo, è anche in grado di stimolare la circolazione sanguigna, e in nutrizione noi lo consigliamo ovviamente in condizioni fisiologiche adatte, anche perché è un potente attivatore metabolico. Tutto questo l'abbiamo spadellato con dell'olio d'oliva extravergine, e l'abbiamo utilizzato con una temperatura differente di quella appunto di crudo, perché se non superiamo il punto di fumo dell'olio si presta bene anche nelle cotture. L'olio d'oliva extravergine è l'alimento principe della dieta mediterranea, è un alimento dalle caratteristiche eccellenti. La composizione chimica dell'olio è caratterizzata appunto da vitamina E, ricchissimo in vitamina E, ma anche in fitosteroli, in acidi grassi monoinsaturi come l'acido oleico, che ne rappresenta quasi l'80-90%, ma anche altri acidi grassi come per esempio il palmitico, lo stearico e il linoleico. Ok, noi siamo pronti per formare il prossimo piatto. Avevamo pensato di fare questo riso integrale della piana di Sibari con delle caratteristiche molto importanti, associato con dei cannellini, rosmarino e della cipolla rossa di Tropea, la nostra cipolla conosciuta, famosa in tutto il mondo. Ormai è diventato una delle chicche dell'Anduja, così come il nostro olio, la nostra Anduja, i nostri salumi, i nostri prodotti veramente che fanno la differenza nel mondo. Allora, io in precedenza ho già messo in cottura i cannellini con il riso, adesso faremo un fondo per realizzare il piatto. Allora, accendiamo il fuoco, aggiungiamo un filo di olio di oliva extravergine, la cipolla rossa, mettiamo 2 rametti di rosmarino, aspettiamo che l'olio arrivi a temperatura. In precedenza noi abbiamo già preparato il riso con i nostri cannellini. Abbiamo fatto una cottura dei cannellini molto semplice, l'abbiamo messi a bollire semplicemente con del rosmarino per conferire l'aroma e un pizzico di sale. Facciamo rosolare leggermente la cipolla senza portare l'olio a una temperatura troppo alta e aggiungiamo i nostri cannellini. Il nostro riso è pronto, un riso che comunque necessita di una cottura abbastanza lunga proprio perché è integrale. E possiamo amalgamare, aggiungiamo un po' di acquetta, di cannellini, ok, ci siamo.
possiamo procedere con l'impiattamento. Ecco che ci siamo. Andiamo a decorare di rosmarino fresco e essendo già ricco il nostro piatto di olio possiamo usare leggermente una spruzzata di olio extravergine. Ecco qua, il piatto è pronto. Prego. Allora, abbiamo scelto nel secondo piatto un riso basmati integrale tipico delle nostre zone, un riso basmati perché è a basso indice glicemico, quindi consigliato nell'alimentazione dei diabetici, e poi abbiamo scelto di portare dei prodotti integrali, proprio perché i prodotti integrali sono dei prodotti che non vengono raffinati e quindi mantengono integri la loro composizione, sono ricchi in fibre e quindi mantengono pulito il nostro transito intestinale e aumentano anche il senso di sazietà. Le fibre le abbiamo associate dei fagioli cannellini che sono appunto delle leguminose. Le leguminose sono delle proteine vegetali ricche in amminoacidi e ricche anche di micronutrienti. Abbiamo deciso di utilizzare anche del rosmarino, che è un'erba aromatica officinale. Un tempo le erbe aromatiche venivano proprio utilizzate per curare i malanni, venivano utilizzati come veri e propri medicinali in passato. Abbiamo deciso anche di aggiungere della cipolla rossa di Tropea, un prodotto IGP tipico appunto delle coste tirreniche, quindi della nostra zona. Anche la cipolla rossa vanta numerosi benefici sull'organismo e in particolare è un potente antiossidante, ha proprietà diuretiche, ma principalmente è ricco anche di antocianine e di quercetina, che sono appunto questi i principali antiossidanti della cipolla, ma non solo, ha anche potere antitumorale perché contiene il solfuro di allile che si è visto da numerosi studi che possa inibire appunto la proliferazione di cellule tumorali. Il tutto l'abbiamo condito con dell'olio d'oliva extravergine di crudo. Che dire, l'olio d'oliva extravergine è un prodotto di fama veramente mondiale proprio grazie alle sue caratteristiche. Sono tantissimi gli studi condotti sull'olio d'oliva extravergine. Numerosi scienziati, tantissimi ricercatori hanno posto la loro attenzione sulle componenti dell'olio d'oliva extravergine. Infatti un team di ricercatori americani ha proprio studiato gli effetti dell'olio d'oliva su patologie neurodegenerative come ad esempio l'Alzheimer, e si è visto che in questi soggetti affetti da Alzheimer trattati quotidianamente con una dose stabilita di olio d'oliva extravergine si aveva una diminuzione della formazione di placche beta-amiloidi, che sono proprio degli indicatori specifici di questa patologia. Ma non solo, anche altri studi sono stati condotti sull'olio d'oliva extravergine proprio grazie alle sue straordinarie caratteristiche. Un team di ricercatori dell'Università di Bari l'ha studiato proprio su patologie che riguardano il tratto intestinale. Infatti in pazienti affetti da infiammazione intestinale trattati ripetutamente con l'acido oleico per un periodo piuttosto medio-lungo, si è visto come lo stadio di infiammazione veniva ridotto, e quindi è importantissimo perché noi sappiamo che l'infiammazione intestinale è alla base di patologie che poi possono trasformarsi in patologie più serie, come per esempio il tumore intestinale. È importantissimo, su questo ci tengo tantissimo, infatti abbiamo scelto anche prodotti
non raffinati, prodotti integrali. È importante scegliere prodotti di qualità da portare sulle nostre tavole, perché la qualità è poi sinonimo anche di benessere, perché quello che noi acquistiamo poi lo portiamo appunto nella nostra cucina e poi lo ingeriamo. Quindi è importante, per quanto riguarda anche l'olio extravergine d'oliva, scegliere degli oli certificati, degli oli biologici, degli oli IGP tipici della nostra zona, degli oli calabresi. È importantissimo scegliere la qualità dei prodotti. Io lo dico sempre anche ai miei pazienti che la qualità è sinonimo di benessere, perché poi noi li introduciamo, quindi li mangiamo appunto questi alimenti, e quindi ovviamente mangiamo prodotti di qualità. Dopo la presentazione di questi ottimi piatti autunnali, passiamo la parola al presidente Massimino Maiocchi del Consorzio IGP Olio d'Oliva di Calabria. Allora, una bella trasmissione questa sera, molto importante, che ci ha dato degli spunti interessanti. È stata anche una bellissima esposizione, abbiamo potuto ascoltare delle cose molto nuove e importanti per quella che è la nostra salute. Certo, noi come associazione in questi anni da parte nostra vi è stato un impegno costante per far conoscere bene l'olio extravergine d'oliva e far capire che è un alimento importante e indispensabile al nostro organismo e non è solo un semplice condimento. Oggi per noi vuole essere una ennesima occasione per affermare e ricordare ai consumatori tutte le proprietà, caratteristiche e benefici che trasmette un buon olio d'oliva. Un buon olio d'oliva che è importante per il nostro organismo, come sottolineava nelle sue esposizioni la dottoressa Magarò, coadiuvata dallo chef Alessandro Ferraro. Loro hanno fatto un'esposizione molto ampia e minuziosa sui valori salutistici e sulla importanza di porre molta attenzione nella scelta dell'olio e individuare e privilegiare un prodotto che dia ampie garanzie di qualità, un prodotto che scegliendolo deve essere un prodotto di sicurezza e un prodotto a marchio e possibilmente a marchio IGP con un'ulteriore garanzia da parte della Comunità Europea che ne controlla tutte le fasi di produzione, quindi avere un prodotto sicuro e genuino. La nostra Calabria di questo può vantarsi di avere una produzione di alta qualità a marchio IGP grazie anche all'impegno dei suoi olivicoltori che per secoli si sono prodigati al miglioramento continuo delle cultivar per ottenere quell'elisir prezioso per il nostro organismo. Per cui possiamo benissimo sostenere che la Calabria ha una sua storia ben definita con una cultura protesa alla ricerca continua del miglioramento qualitativo e delle sue cultivar che oltretutto ci viene certificata nel corso di questi anni da ricerche approfondite, ma anche di quello che erano i nostri avi. Se noi pensiamo a quello che ci diceva Plinio il Vecchio nella sua monumentale opera Naturalis Historia, composta di ben 37 volumi, dove parla di geografia, mineralogia, zootecnia, eccetera, e fra cui l'agricoltura, lui ci dà e ci certifica che come Calabria abbiamo il primato di avere la partenza della coltivazione degli ulivi dalla nostra regione e da qui si sono propagati su tutto il territorio nazionale e oltre. Ovviamente tutta questa tradizione protesa al miglioramento ha portato ad ulteriori conferme scientifiche che convalidano ulteriormente quella che è la qualità nutrizionale di questo alimento, considerato il più adatto all'alimentazione umana.
E da qui possiamo avere queste conferme scientifiche nell'arco degli anni, subito dopo la metà degli anni 50, lo scienziato americano dell'Università Minneapolis, Ansel Keys, venne in Italia appunto a studiare quelle che erano gli usi e l'utilizzo dei prodotti e lo stile di vita delle nostre popolazioni, perché lui era stato al seguito delle truppe statunitensi durante il periodo bellico e aveva notato questa differenza nutrizionale delle nostre popolazioni e ha voluto intensificare la ricerca ed è ritornato in Italia, dove ha soggiornato per oltre 40 anni ed è deceduto alla veneranda età di 100 anni. E in tutti questi anni lui, facendo questa ricerca, ha deciso che lo stile di vita delle nostre popolazioni era quello della dieta mediterranea, che lui l'ha certificata proprio come dieta mediterranea. Oltre a lui abbiamo ulteriori conferme di quella che è l'importanza della dieta mediterranea da parte anche di un altro americano, Dan Gifford di Boston, che aveva istituito l'ente All the Ways appunto per la ricerca di quelle che sono tutte le patologie salutistiche della popolazione americana che combatteva la obesità. È riuscito in questi anni a ideare quella che è la famosa piramide della dieta mediterranea, ponendo ovviamente alla base quella che è tutta l'attività fisica quotidiana di ognuno di noi, e da lì, da questa base, parte gradualmente per arrivare all'apice con la riduzione degli alimenti che sono più nocivi. Ecco, questa è tutta la storia di quello che rappresenta l'olivo per la nostra Calabria, ed è la storia della nostra Calabria, dei nostri olivicoltori, è la nostra cultura, perché diventa importante questo, perché la Calabria, che è una regione basata su quelle che è l'agricoltura e i suoi prodotti, diventa importante che l'olio d'oliva rivesta questo ruolo indispensabile ed è unico, che si produce esclusivamente in Calabria con quelle proprietà organolettiche e salutistiche che lo contraddistinguono, e può fregiarsi oltretutto del famoso marchio IGP, riconosciuto dalla Comunità Europea e tutelato dalla stessa Comunità Europea, a garanzia di quelli che sono i consumi quotidiani di ognuno di noi e alla salvaguardia della nostra salute. Ringraziamo il presidente Massimino Maiocchi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Agricoltura.